le annunciate purghe, giornata di caos al Consiglio nazionale della Liga Veneta. 35 espulsioni, volano ceffoni e pugni fra bossiani e tosiani. Il segretario Flavio Tosi costretto a lasciare la sede scortato dai carabinieri tra fischi e insulti. Le espulsioni colpiscono soprattutto Venezia. Tra i cacciati il consigliere regionale Furlanetto, il capogruppo in comune Vianello, l'assessore provinciale del Zotto e Paolo Pizzolato. L'ex segretario provinciale dopo la rissa finisce all'ospedale con un trauma cranico. Edizione di Venezia dei nostri telegiornali, buonasera e ben ritrovati. Dunque in primo piano una giornata nera nella storia della Liga Veneta. Al Consiglio nazionale del partito infatti sono volate non soltanto le accuse ma anche i ceffoni e i pugni, così almeno raccontano i protagonisti di una giornata convulsa fra denunce e controdenunce. 35 le espulsioni che sono state decretate, molte verso militanti e anche amministratori veneziani. Nel mirino della vivace contestazione il segretario Flavio Tosi, la politica nel nostro primo servizio. Si sapeva che sarebbe stata una sorta di resa dei conti, ma nessuno avrebbe mai immaginato che il Consiglio nazionale della Lega, nella sede regionale di Noventa Padovana, si sarebbe concluso tra insulti, pugno e risse, con il segretario Flavio Tosi costretto a fuggire scavalcando la rete di recinzione. Se l'aspettava, A scatenare la rabbia dei lealisti veneti, la decisione dell'Assemblea a maggioranza Filo Maroni di espellere decine di militanti, soprattutto delle province di Venezia, Padova e Vicenza, colpevoli di aver partecipato alle contestazioni di una settimana fa a Pontida. Se Bossi ci dice di andare, andiamo, se ci dice di restare, restiamo. E quando siamo qui. Ma in ogni caso il problema è, l'ho già detto a loro. Mi scusi, no? Ma se parla Maroni? Chi è? Tosi? Anche questo non lo conosco. Troppa tensione tra le due anime della Lega, con i bossiani che ancora prima dell'inizio del Consiglio si tappano la bocca in aperta polemica con i provvedimenti disciplinari emessi per le dichiarazioni rilasciate fuori dalla linea del partito. Ho la mano, non voglio essere espulsa, non si può parlare. Tutti in un silenzio diventato quasi glaciale al momento dello sbarco di Flavio Tosi. Ci mancava solo il notaio. Dopo. Ma ci mancava solo il notaio. A differenza invece di quanto accade al momento dell'arrivo del governatore del Veneto. Di minuto in minuto gli animi diventano sempre più accesi. Filtrano le indiscrezioni su numeri e nomi degli espulsi, che si mettono in posa anche per la foto di gruppo, mentre altri bossiani salgono ad occupare la sede. Perché il Veneto con Luca Zaia è vincente, non con i 4 pirlacci che ci hanno buttato fuori da un movimento che è nostro e che oggi ci hanno scippato. Infine la zuffa con l'ex segretario provinciale di Venezia, Paolo Pizzolato, che denuncia di essere stato aggredito. Bragantini mi ha appena tirato un pugno, sono costretto ad andare in ospedale perché mi ha messo le mani addosso all'interno della segreteria nazionale. Non ci vedo più, adesso provvederò alle denunce. Sul posto anche ambulanze e carabinieri con relative querele e controquerele a chiudere la pagina più nera che la Lega abbia mai vissuto. E fra i 35 espulsi, come detto, diversi veneziani, come ad esempio il consigliere regionale Giovanni Furlanetto, l'assessore provinciale Pierangelo Del Zotto, il capogruppo in consiglio comunale in Laguna Alessandro Vianello e, come abbiamo visto, Paolo Pizzolato, l'ex segretario provinciale veneziano coinvolto nella zuffa con il veronese Matteo Bragantini. Vediamo. Bragantini mi ha tirato il pugno mentre cercavo di separarlo da uno dei signori che stavano protestando. Ho visto la mano alzarsi, mi ha messo il dito dentro nell'occhio e mi ha tirato un pugno violentissimo.
mentre cercavo di separarlo. Bragantini è sempre stato un violento, lo conosci, la gente ha sempre avuto a morte con me. Logico non doveva finire così, per me l'importante è che proteggano la mia gente, la provincia e la gente vera della Lega. Il pugno pizzolato? Non ci sono stati pugni. Io ero lì, ho visto che si sono spintonati fra lui e un'altra persona, a Bragantini sono caduti gli occhiali, probabilmente nel difendersi non ha dato pugni, ha solo probabilmente istintivamente alzato la mano per difendersi e basta. Quindi pizzolato mente? Oh, ben senz'altro, io scusa, Chiaranda, uno che era lì, ha raccolto gli occhiali di Bragantini che erano caduti a terra, non credo che Bragantini sia... Insomma, un incidente? Boh, secondo me sì, io non ho visto né lacrime né sangue, tanta sceneggiata che ancora una volta, come detto all'inizio, serve solo a fare il male della Lega. E continuiamo con la pagina appunto dedicata alla Lega e quello che è successo oggi. Ho sentito Umberto Bossi per interposta persona, ci stiamo muovendo per rifondare la Lega, quella che qualcuno chiama Lega 2.0, è solo la cosa 2.0, lo ha detto nel pomeriggio l'ex parlamentare Paola Goisis, neo espulsa dalla Lega e fedelissima al senatore del Carroccio in prima maniera. Noi siamo spaventati da quanto sta accadendo, prosegue la Goisis, aspettiamo indicazioni da Bossi per rifondare la Lega, sapendo che lui si sta muovendo e sa cosa fare. L'unico problema è che a Roma è isolato perché alla Camera e al Senato gli altri sono tutti maroniani, tosiani. Dichiarazioni che arrivano al termine di una giornata per tutti da dimenticare, quindi sentiamo. Io spero che si trovi l'unità perché non si può andare avanti così. Le purghe? Ma guardi, cioè, le purghe le insegna la storia è anche quella molto passata che non servono a nulla, perché poi alimentano solo dissidi, odi e rancori che si trasformano ancora in altre purghe e a forza di purghe uno non ce la fa più neanche alzarsi in piedi. Il Veneto con Luca Zaia è vincente, non quei 4 pirlacci che ci hanno buttato fuori da un movimento che è nostro e che oggi ci hanno scippato. Noi ci siamo sempre basati con la militanza, con contestazioni leggere, nessuno ha mai messo le mani addosso ad altri. Questa è una metodologia che proviene da altre sponde politiche. Questa non è politica e questo è un epilogo che non potevamo nemmeno immaginare. Sono davvero demoralizzato. Amareggiato? Molto deluso, amareggiato, ma non sconfitto però.